Eder. Mech. Pallister. Sono il dottore Francesco. Oggi 13 gennaio vi posso dire che dopo che mi avete contattato sono andato a controllare sul mio software la cartella della signora Resinovic. Ho visto che il 5 ottobre 2020 l'ho vista per la prima volta in ambulatorio. In quell'occasione ho visto anche il marito, sono venuti insieme. Anche Visintin Sebastiano è un mio assistito. Quel giorno si sono recati da me per conoscermi, ma non ho ricordi particolari di quel giorno, se non che di fronte a me sulla mia destra c'era Visintin, dall'altra parte la signora Resinovic. La signora veniva in ambulatorio a ritirare o ad ordinare periodicamente i farmaci per il marito. Certe volte mi telefonava per questa cosa qua ed io inviavo sulla mail del marito le ricette necessarie. Visintin prende regolarmente dei farmaci. Altre volte ho visto la signora per problemi di salute lo scorso anno perché lei aveva un problema di dito a scatto, non ricordo che dito e di quale mano. Però so che lei era stata operata al sanatorio triestino in precedenza e faceva fisioterapia tipo ultrasuoni, quelle cose là. L'avrò vista 2 volte, ho visto 2 prescrizioni. Ho fatto una prima prescrizione per fisiokinesiterapia per questo dito, dopodiché ho fatto una seconda prescrizione per il ricovero al sanatorio triestino per l'intervento. L'intervento è stato fatto nel periodo estivo, non riesco ora ad essere più preciso perché quando ho effettuato il controllo in cartella si è scaricata la batteria del computer. Liliana non assumeva farmaci, nulla. Secondo me in novembre del 2020 le avevo dato una scatola di Dibase in gocce, colecalciferolo, che è vitamina D e viene utilizzata nella prevenzione dell'osteoporosi. Questa ricetta non l'ho più ripetuta. La signora era in buone condizioni fisiche generali. Non è mai stata una di quelle pazienti assidue. Ricordo che era sempre vestita sportiva ed era una donna pratica. Non perdeva tempo. Non assumeva farmaci antidepressivi neanche in passato. Lui ha una cardiopatia con ipertensione arteriosa, per cui assume farmaci, la miodarone, il losartan, e poi la cardioaspirina. Sono tutti farmaci per il cuore. Il losartan agisce anche sull'ipertensione arteriosa. La miodarone è un antiaritmico. La cardioaspirina è un antiaggregante, per cui impedisce la formazione dei trombi. Il sovradosaggio di questi farmaci, se parliamo di un'assunzione acuta, cioè tutta in una volta in uno stesso momento, può portare alla morte. Quindi potremmo parlare di una scatola intera di cardioaspirina ad esempio. Quella presa da sola dopo 2 giorni fa venire l'ulcera. Io mi orienterei di più sulla miodarone, che è un antiaritmico e agisce a livello del cuore e può dare un arresto cardiaco. Però in caso di questo farmaco questo effetto non lo danno 2 pastiglie, ma immagino una trentina. Il losartan, che è un antiipertensivo puro, potrebbe abbassare tantissimo la pressione se assunto in grandi quantità. Il Visintin una volta è venuto da solo nel mio studio una volta sola lo scorso anno quando mi ha portato un attacco del suo cranio, perché aveva una sinusite. L'attacco era normale. Era gente che vedevo poco, non sono mai neanche stato a casa loro. Oggi siamo andati anche a casa di Sebastiano. L'uomo ci faceva accomodare nel salotto e, tra le more della conversazione, dopo avergli chiesto se all'interno dell'appartamento avesse rinvenuto qualcosa di riconducibile alla scomparsa della moglie, in forma spontanea, riferiva negativamente che, insieme a lui, gli scriventi avrebbero potuto visionare l'appartamento e le cose già appartenute alla moglie. Dopo avergli chiesto se fosse stata una loro abitudine conservare borse di nylon in casa, in un vano a sportello del mobile in cucina, il Visintin mostrava agli annotanti la presenza di un sacco in nylon al cui interno erano riposti numerosissimi sacchetti da supermercato, mai usati, solitamente adibiti al contenimento di frutta e verdura.
Molti di questi sacchetti presentavano il marchio del supermercato Conad ed erano perfettamente uguali ai 2 sacchetti che coprivano la testa della Resinovic nel momento in cui è stato rinvenuto il suo cadavere. Circa la loro presenza in casa, il Visintin riferiva che, sia lui che la moglie, allorquando effettuavano la spesa, erano soliti prenderne più di qualcuno per riporre la merce acquistata. Se poi quest'ultimi non venivano usati tutti, quelli che avanzavano non li riponevano nuovamente nel loro contenitore dal quale erano stati prelevati, ma li portavano a casa per successive ed eventuali necessità quotidiane. Non veniva notata la presenza di alcun cordino. A richiesta degli scriventi se avesse in casa o in cantina un rotolo di corda o comunque cordini in genere, il Visintin rispondeva negativamente. In riferimento alle chiavi rinvenute nella borsetta della Resinovic all'atto del suo ritrovamento, l'uomo riferiva che, dopo averle viste, si era accorto che erano quelle di riserva che la coppia era solita custodire appese ad un portachiavi in legno, appeso a sua volta nel corridoio. Specificava che quelle originali della donna non le aveva rinvenute in casa e ci invitava a visionare, insieme a lui, le varie borse riposte nell'armadio per cercarle, ma con esito negativo. Uguale ricerca, analogamente senza alcun esito, veniva fatta, sempre insieme al Visintin, tastando i vari indumenti della donna, appesi sia all'interno dell'armadio che sugli appendiabiti dell'appartamento. Non venivano notate bottigliette d'acqua uguali a quelle presenti nella borsetta della Resinovic né sacchi neri per la spazzatura. L'appartamento si presentava in perfetto e meticoloso ordine. Alla richiesta su cosa fosse abitudine della moglie consumare per colazione, lo stesso rispondeva che, di solito beveva il tè e mangiava biscotti di vario genere. In riferimento all'ultima colazione prima di scomparire, l'uomo riferiva che, quella mattina, aveva lasciato la moglie con il tè che si doveva ancora raffreddare e pertanto, essendo uscito di casa perché doveva svolgere le proprie commissioni, non l'aveva vista materialmente consumare la colazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.